Articolo tratto da Corrieremobile.it. Toscani contro i veneti, ubriaconi, tutti alcolizzati. Basta sentire l'accento. I veneti sono un popolo di ubriaconi, ha proseguito Toscani, alcolizzati atavici, i nonni, i padri, le madri. Poveretti veneti, ha ribadito il fotografo, non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino. Basta sentire l'accento veneto, e da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta di vino. Risponde il governatore del Veneto Luca Zaia, che chiede a Oliviero Toscani di rettificare le sue parole o di chiedere scusa ai veneti. Ho cose più importanti cui dedicarmi, dice Zaia. Tuttavia, di fronte a frasi come i veneti sono un popolo di ubriaconi e alcolizzati, ma soprattutto davanti al riferimento a padri, madri e nonni, credo che il dovere di un presidente del Veneto, che tutti rappresenta, sia quello di fare chiarezza. Chiedo quindi al signor Toscani, che ben conosce la nostra terra dove ha avuto modo di lavorare, credo con soddisfazione, o di rettificare eventuali cattive interpretazioni dalle sue parole, o di cogliere l'occasione per scusarsi immediatamente con 5 milioni di veneti. I veneti, ha concluso, conoscono la tolleranza, però sanno che la libertà di ognuno di noi finisce dove comincia quella degli altri. Per il futuro, un consiglio: ripetere spesso un antico adagio veneziano che così recita: prima de parlar, tasi. Caro signor Toscani, adesso parlo me. Sì, parlo in dialetto veneto. Qualche problema? No, non sono imbriagona, proprio per niente. Anzi, il dialetto veneto mi soffiera di parlare dialetto, setto perché? Lo so io perché? Perché è una lingua, perché ha più dei miei anni. Signor Toscani, ma io so chi è nato in Veneto. Adesso vi cito solo alcuni personaggi che hanno fatto la storia non solo del Veneto, ma anche dell'Italia. E ora, tacchemo con Andrea Palladio, Marco Polo, Giacomo Girolamo Casanova, Carlo Goldoni, i personaggi famosi dei giorni nostri. Vi cito solo Alex Del Piero, Roberto Baggio, Federica Pellegrini, Licia Colon, Mara Venier, non parlare di Terence Hill, ovvero il grande Mario Girotti, che mi guardavo da boccia i film con Bud Spencer e Terence Hill in tel divan come mamma e mia pa beveva ombretta e vin. Ma poi, signor Toscani, mi scusa se ho fatto una domanda. Se ho mai domandato perché secondo io, perché sei il primo che lo dice, che non altri veneti che abbiamo studiato con l'accento da vin, da imbriagon, da gioia di vivere, come che dice io, no? Agavaremo il vin bon? E adesso che cito al solo un fiato di vini, che ho fatto per via ricerca, ho fatto la ricerca per internet, che mi dà che si sta 200 nomi e più di vini solo del Veneto. Adesso gli dico. Vini a denominazione di origine controllata e garantita, cioè di OCG. Tacchemo con l'Amarone di Valpolicella, Amarone della Valpolicella classico. Dopo mi stago con Selve qua che sei Bagnoli, che sei il dominio dei Bagnoli. E per internet ho cattato un pasto di vini dei Bagnoli, che uno è anche qua attacca, Bagnoli classico, tenuta di proprietà Borletti, vini doc, Bagnoli classico, azienda agricola, dominio di Bagnoli. Va bon? E adesso che dico altri vini. Bagnoli Friularo di OCG, Bagnoli Friularo classico, Bagnoli Friularo passito, Bagnoli Friularo vendemmia tardiva, e ve ne leso solo alcuni perché che ne sei una caterba. Dopo che sei Colli Asolani Prosecco, Colli di Conegliano che mi ingateio anche a parlare, perché sarò imbriaca. Colli Euganei Fior d'Arancio, che il fior d'arancio mamma quanto buon che è. Montello e Colli Asolani Prosecco, Montello e Colli Asolani Rosso, Piave, Prosecco di Conegliano Valdo Biadene, Reciotto della Valpolicella, e dopo che sei l'Amarone, e dopo che sei vini a denominazione di origine controllata, che ho qua mi, di OCG ho qua mi, che sei Bagnoli di sopra, che sei Bagnoli di sopra bianco, Bagnoli di sopra Cabernet, Bagnoli di sopra classico, Cabernet classico, Bagnoli di sopra Merlot, dopo che il Merlot riserva,
Dopo cosa che cos'è? Vini a denominazione di origine controllata, perché il suo dialetto finesso. Dopo che è il bardolino classico, bardolino chiaretto, Breganze rosso superiore, Breganze torcolato riserva, Breganze vespaiolo superiore, colli iberici cabernet, colli iberici pino bianco, colli iberici tokai italico, colli euganei moscato spumante, colli euganei pino bianco, gambellara, gambellara classico, gambellara vinsanto classico, garda, garda garganega, garda pino bianco, garda tai, garda cortese, l'Isompra maggiore Merlot, l'Isompra maggiore Merlot riserva, dopo che il pino bianco, l'Isompra maggiore Sauvignon, Tokai, Lugana, Lugana spumante, Montelessini, Montelessini Durello, Montello e Colli Asolani. Dopo che sei i vini a indicazione geografica tipica, IGP, che sei l'Alto Livenza, Cabernet, Colli Trevigiani, Conselvano delle Venezie IGT, Marca Trevigiana, Merlot, provincia di Verona e Veronese, Sauvignon, Tokai Italico, Vallagarina, Veneto, Veneto orientale e Vardiso. E poi che ho mai pensato una roba all'economia italiana senza il nostro vin, che produciamo 7,5 milioni di ettolitri di vin. Senza il nostro vin l'Italia dove va a finire? A bere il vin carton e il taverneo il San Crispino? Ma se rendiamo conto che il Veneto è un paese di tradizione, di cultura, Venezia è venuto a sposarsi George Clooney, i fa mostra del cinema, un passo di mostre, via i VIP, è la città più romantica, la città degli innamorati, che viene gente VIP da tutto il mondo. E Verona che è Romeo e Giulietta, Shakespeare che ha fatto Romeo e Giulietta, a Verona che è in tel balcone, che c'è perfino un passo di turisti che va a vedere la palpare a teta ogni anno, là in tea statua. Aspetta, perché mi qua conserve anche a grappa de Bonollo, che qua a Capodanno Nadai faceva anche pubblicità per la televisione de Bonollo a grappa off. Ma se è un vin, se graspa, però comunque sempre qua conserve, se è Bagnoi col dominio che produce vin, che è scritto anche per internet, tutte le liste che avevo letto. Comunque vi ricordo, signor Toscani, che vi era anche un dio del vino nell'antica Grecia, il dio Bacco si chiamava Bacco, ok? E adesso a faccia sua, signor Toscani, stesso buona, in diretta chi in video, ad l'esempio di una veneta imbriagona, no? Che non so neanche buona verdere una bottiglia di vino e me bevo il vino a faccia sua, signor Toscani, dei bagnoi di OTG. Come che posso verdere lo mieso? Baratico sa che mi tocca fare. Adesso spero di non rompere il lampadario col tappo che mi suona via. Allegria! To, a faccia sua. Intergotto da spris anche. Me ne sono tornato qui. Posto, a salute signor Toscani, a sua, fin fin. Che buono. E si ricorda, prima di parlare, Tasi, l'ultima roba, taggo Ines Pink,
c'era il Pandemonium, Eri Chioba e Bambola Malefica, che sei 4 youtubers, ese venete e ese 4 imbriagone, vero sì? Dai, tose, facemos se vaere e mi raccomando, prima di parlare, tasi.